forconi di Venezia forse faranno visita a casa sua. Ma guardi, io penso che la protesta sia sacrosanta, nel senso che nell'ambito della democrazia e del rispetto delle leggi è bene che ognuno possa esprimere la propria protesta. I motivi della protesta li condivido fino in fondo, l'ho detto in tempi non sospetti. E penso che oggi dobbiamo pensare che i nemici non sono in casa ma sono fuori, poi ognuno va a protestare dove vuole. Nel momento in cui uno protesta e non commette reati, non capisco perché non lo possa fare. Treviso è stata dichiarata la sesta città più sicura d'Italia, oggi arriva anche il nuovo prefetto, è un risultato di questa amministrazione o di quelle che l'hanno preceduto? Risultato di chi ha fatto questo investimento. Ricordo che Gentilini nel 93 esordì con il taglio delle panchine, fu tacciato di razzismo, ma poi abbiamo capito benissimo che era un segnale per dire chi viene qua da noi viene per lavorare, per comportarsi bene e non per ciondolare tutto il giorno davanti alla stazione, magari per vendere qualche dose di droga, perché poi questo era il tema di allora. Penso che il grande investimento che ha fatto la nostra amministrazione in 15 anni, anzi in 20 anni, lo si veda fino in fondo. Insomma, se le case a Treviso valgono di più, se si vive bene, se viene identificata come la città del benessere, dove comunque c'è sicurezza, penso lo si debba all'investimento dei trevigiani in tutti questi 20 anni nei quali abbiamo amministrato.